Sono Luisa Galluccio, delegata sindacale dell'FLC CGIL e lavoro presso la Scuola dell'Infanzia di Roma. Vi ringrazio per la vostra presenza stamattina e voglio porgere un grazie speciale a coloro che hanno organizzato questa giornata in occasione del 1° maggio, la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Dobbiamo continuare a difendere questa giornata così importante dai tentativi di svuotarla del suo significato o addirittura di abolirla, così come hanno fatto e hanno tentato di fare anche col 25 d'aprile e il 2 di giugno. Come ben sapete, la crisi economica sta devastando il nostro paese. Tante fabbriche chiudono, aumento della cassa integrazione, c'è la tragedia degli esodati, aumentano i precari, i nostri ragazzi non trovano lavoro e sono costretti ad emigrare, tanti pensionati non ce la fanno più, tante famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese. La situazione non accenna a migliorare, anche perché anziché fare investimenti, continuano a tagliare sui servizi sociali, sanità, scuola e cultura, che sono le basi di una concreta ripresa. I devastanti tagli fatti dall'istruzione pubblica negli ultimi 5 anni stanno demolendo il sistema scolastico e della conoscenza. Altri stati investono soldi e risorse sull'istruzione. L'Italia, per pagare i suoi debiti e le sue speculazioni finanziarie, taglia sulla scuola pubblica e finanzia le scuole private. Gli effetti di una politica scellerata sono drastici: i tagli del personale scolastico, di scuole di ogni ordine e grado. E non sto ad elencarvi quali sono, perché le avete già vissute sulle vostre spalle, per non parlare dell'aumento del numero degli alunni, che ha generato le cosiddette classi pollaio, in cui il tetto massimo sarebbero 20 per classi, previsto dalla legge, e invece è stato ignorato del tutto. E dei tagli sull'insegnante di sostegno a bambini disabili certificati senza assistenza. Questo è un altro grande dramma. Già la controriforma Gelmini ha ridimensionato le classi a tempo pieno e la compresenza nelle scuole primarie, ha impoverito l'offerta formativa, ha rovinato una scuola primaria che solo pochi anni fa era il fiore all'occhiello dell'Italia nel mondo, senza parlare del personale ATA, i cui tagli non garantiscono nemmeno più l'assistenza di base. Assistiamo a questo periodo di crisi ad un sempre maggiore abbandono scolastico, soprattutto nel Mezzogiorno, dove oltre alla miseria c'è anche la delinquenza. Inutili sono state le richieste delle famiglie, degli alunni delle primarie. Dalle 30 ore settimanali siamo passati a 27. Questi tecnici hanno tagliato il fondo d'istituto delle scuole, il FIS, con la scusa del pagamento degli scatti di anzianità 2010 e 2011, sempre soldi nostri che non ci danno mai. Questi fondi servivano alle scuole per organizzare corsi di recupero per alunni con problemi, per progetti di attività extracurriculare e per garantire l'offerta formativa. Ancora una volta si impoverisce la scuola e si taglia. In questa situazione spesse volte il personale della scuola è lasciato da solo. La nostra categoria ha subito una pesante diffamazione da parte dei ministri Brunetta, Sacconi e Gelmini, senza parlare anche che non ci possiamo neanche ammalare perché ci decurtano anche lo stipendio, senza
dire tutti gli altri tagli. Lo scopo era quello di dividere i lavoratori e le lavoratrici e denigrare la scuola, le scuole pubbliche a vantaggio di quelle private, per arrivare ad avere scuole, insegnanti e studenti di serie A e di serie B, come tanti anni fa. Infatti, quando si vuole far retrocedere il paese, si inizia dall'istruzione e dalla cultura. In questo contesto veramente drammatico, le donne subiscono maggiormente il fenomeno della disoccupazione, sono impegnate maggiormente nei settori in cui professionalità e retribuzione sono più basse e quindi sono le prime ad essere ricattate dai datori di lavoro. È un esempio anche le dimissioni in bianco. Se la donna va in maternità, il datore di lavoro può sbarazzarsi, e questa è una delle tante problematiche che ci troviamo noi donne in questo periodo. Senza parlare del doppio lavoro della donna che ci divide tra il lavoro e la famiglia, il lavoro domestico che non è mai riconosciuto. Donne laureate con grande capacità e competenze, se trovano lavoro, se trovano, che adesso non si trova, sono sempre sottopagate. Nel nostro paese le donne hanno un tasso di occupazione di 11 punti meno della media europea e negli ultimi mesi sta sempre peggiorando di più con questa crisi. Lo scandalo più grande è stato l'improvviso innalzamento dell'età pensionabile, fingendo di dimenticare il nostro doppio lavoro, così come i lavori usuranti. Se volevano la parità dei sessi anche per l'età pensionabile, perché non hanno adeguato quella degli uomini alla nostra, anziché viceversa? Le carenze dei servizi sociali pubblici sono un chiaro esempio della volontà politica di privatizzare completamente. Infatti, invece di cercarvi rimedio, le usano come pretesto per privatizzare. Non è possibile uscire dalla crisi continuando ad ignorare i bisogni e le necessità delle donne. Soprattutto non si può pensare di attuare politiche del welfare che continuano a incrementare il lavoro sottopagato delle donne. Tutto ciò non è minimamente considerato nelle scelte di politica economica dei governi che in questi anni abbiamo subito. È ovvio che tagliare il tempo pieno delle scuole, ridurre i tempi di degenza degli ospedali, calare l'assistenza agli anziani, incide soprattutto sul tempo e le risorse delle donne. È un attacco alle donne, quello per cui noi ci battiamo e ci siamo sempre battuti nel passato, è l'indipendenza economica e personale attraverso il lavoro, che ci consente di giocare un ruolo da protagonista nella lotta per un mondo migliore. Il governo precedente ha tanto promesso che dopo tanti sacrifici a tutti noi lavoratori e lavoratrici, a tutta la gente, che ci sarebbe stata la crescita. Ma dov'è questa crescita? Il lavoro non c'è. Quello che fa più male è la perdita in poco tempo dei diritti, dei valori e della dignità del lavoro, che in un passato di lotte sono state conquistate. Poi l'altra preoccupazione grande sono i nostri giovani che non hanno un futuro. Però non dobbiamo perdere la speranza, non possiamo arrenderci, dobbiamo riprenderci quello che ci è stato tolto, lottando uniti per difendere la Costituzione, il contratto nazionale,
lo statuto del lavoratore, il potere d'acquisto delle retribuzioni. Dobbiamo abolire ogni forma di precarietà, fermare la privatizzazione, difendere il diritto dell'istruzione pubblica e gratuita e far partire l'economia del nostro Paese. Queste sono le proposte per ricostruire il nostro Paese. Se vogliamo uscire dalla crisi, dobbiamo essere uniti, sia come lavoratori che come lavoratrici, sia come sindacato, tutti insieme, come un tempo. Ci dobbiamo riprendere tutto. Buon 1° maggio a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, grazie.